novità non ce ne sono, l'unica novità è il caos. Il caos dettato da un decreto che comunque impone delle fasi di testing che sono insostenibili. Pensate che c'è una fase di testing nelle primarie che prevede il T0 e il T5. Cosa vuol dire? Il giorno dell'avvenuto contatto, il primo tampone, poi a 5 giorni un altro tampone. Tutte le regioni sono già a fine corsa con la fase di testing. Non parliamo della fase del contact tracing, cioè del chiamare a casa il positivo, chiamare a casa i contatti, perché non ce ne siamo più. È inutile che la trasformiamo in polemica, cioè, quella è la capacità di lavoro, oltre a quello non si va. Una giornata che ha 18.200 contagiati prevederebbe 18.200 telefonate, i quali riferiranno sicuramente, avrebbero riferito sicuramente che mediamente una decina di nomi li davano di contatti stretti, no? Qualche amico, il bar, il lavoro, eccetera, e quindi saremmo andati a quanto? A 180.000 persone da contattare in un giorno. Impossibile. Nel senso che se oggi prendessi la decisione di aprire le scuole, di chiudere le scuole, dovrei avere un supporto scientifico che va ad avvalorare che tutto quello che è stato deciso a livello nazionale per il Veneto non vale. Al momento non c'è. Fermo restando che oltre a quei genitori che chiamano in questa direzione, poi c'è una marea di genitori che ci chiamano per dire di non chiudere le scuole.